Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale con Unica Kagemar, velocissima dalla seconda fila, va subito al comando mentre ha sbagliato Zitrunas. Problemi per Angelica che cerca di mettersi alla corda senza sbagliare. In seconda posizione alla corda è Udette Jet, allo scoperto c'è invece Amore Stecca, trova posto in seconda pariglia esterna Zico, chiudendo lungo i birilli Zamora Font. Quindi gli altri con Quincy Frontline lungo i birilli, Angelica al largo, alla retroguardia, Vicoletto Breed. Primi 400 metri di corsa in 29,6 con Amore Stecca che cerca di farsi posto alla corda, ma non riesce a trovarlo perché Unica Kagemar corre ovviamente davanti e Udette Jet serra sotto lungo i birilli. Così Amore Stecca dovrà farsela allo scoperto. In pariglia c'è Zico, mentre in terza pariglia esterna è Angelica. Terza lungo la corda Zamora Font a precedere Quincy Frontline. Alla retroguardia sposta ora al largo Vicoletto Breed. 1 minuto e 5 decimi per i primi 800 metri che non sono affatto lenti da parte di Unica Kagemar. All'esterno Amore Stecca. Ora c'è un rallentamento più deciso per andare a completare il primo chilometro che viene passato in 1:16,8 con una frazione infatti in 16,3. Unica Kagemar in vantaggio con Amore Stecca allo scoperto. Zico in pariglia e Udette Jet lungo la corda. Ancora Zamora Font e Angelica apparigliati. Alla retroguardia Quincy Frontline e Vicoletto Breed chiudono il gruppo. 15,3, la dritta opposta alle tribune, bella attaccata in mano Unica Kagemar in salchi alla quale Francesco Tufano sta cercando di recuperare un pochettino di energie dopo la partenza comunque veloce. 16 per la curva e si viene all'ultimo passaggio davanti alle tribune. Unica Kagemar, Amore Stecca al largo, Udette Jet lungo la corda, Zico in pariglia, muove dall'ultima posizione Vicoletto Breed che cerca forse di stanare Zico. 15,2 davanti alle tribune. Si viaggia comunque lenti sul piede dell'1,17, si ridurrà a una breve volata questa prova sui 2004,60 con la piegata in 15,5, la mossa da parte di Zico che sveglia la corsa. Unica Kagemar deve ora allungare perché Zico viene con decisione. Udette Jet lungo la corda, viene scavalcato Amore Stecca, lungo la corda ancora Zamora Font, cerca di venire dalle retrovie Quincy Frontline, ma ora si accelera decisi. 13,9 di là, Unica Kagemar in vantaggio, Zico che prova ad attaccare lungo la corda, Udette Jet avanti a Zamora Font, gli altri sono molto più indietro e si lotta solo per il quinto. Intanto Unica Kagemar in vantaggio, ha ribattuto il primo attacco di Zico che prova a tornare, Udette Jet che aspetta l'open stretch, poi Zamora Font in vantaggio, Unica Kagemar va di dentro Udette Jet, al largo Zico, Unica in vantaggio, Udette di dentro, Zico al largo, Unica che si difende da Zico, Unica Kagemar che fino in fondo porta a casa il successo nei confronti di Zico e di Udette Jet, finiti in fotografia, e bisognerà andare a rivedere perché Udette Jet di dentro era bella incisiva con Zico al largo che ci ha provato. 28,6 la chiusa, 1,16 il ragguaglio cronometrico, il coast to coast di Unica Kagemar, Francesco Tufano, la scuderia RPR ai colori, Chiara Nardo e Carlo Isella al training. Il successo della 8 anni da Algersol che porta a casa 10 punti per Francesco Tufano, seconda è Udette Jet, terzo è Zico a regalare 5 e 3 punti rispettivamente ad Antonio Greppi e a Roberto Vecchione. Al quarto invece è Zamora Font con Crescenzo Maione. Bisogna lasciare scorrere molto le immagini per andare a trovare il quinto che dovrebbe essere appannaggio di Quincy Frontline e Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziato, ovviamente salvo errori, omissioni o interventi della giuria. Il successo però è tutto per Unica Kagemar e Francesco Tufano.